vaccino soltanto sopra i 60 anni, la campagna però va avanti, così il presidente Luca Zaia nel consueto punto stampa. I richiami saranno garantiti. Ancora problemi per il sito web regionale, in pochi giorni 130.000 le prenotazioni, tantissimi i click, a breve gli errori saranno ripristinati. Per notare il vaccino gli anziani sono ancora isolati, scende in campo l'Arma dei Carabinieri per aiutare a destreggiarsi in questa difficile partita. Commercianti, la protesta davanti al Tribunale 300 di noi chiuderanno. Oggi Confesercenti incontra il prefetto a Padova. Schianto tra tir, l'autostrada 4 fa Fratta e Portogruaro, morto uno dei conducenti, un cittadino serbo di 27 anni, lunghe code a Portogruaro per i mezzi fermi in colonna. Era barricato in casa da 36 ore il 61enne di Santa Giustina in Colle, destinatario di un trattamento sanitario obbligatorio. Nel pomeriggio il blitz dei Carabinieri. Lutto nel mondo dello sport. Veneto e Nazionale, morto a 52 anni Michele Pasinato, il campione di volley originario di Cittadella, era stato campione del mondo con la nazionale dei fenomeni di Velasco. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione regionale dei nostri notiziari. Allora, in apertura la conferenza stampa del presidente Zaia. Oggi il Veneto ha deciso il comportamento da adottare nei confronti del vaccino AstraZeneca, visto che l'EMA ha soltanto consigliato la somministrazione sopra i 60 anni, ma di fatto ha dato il via libera alle amministrazioni e agli stati di decidere autonomamente. Sentiamo che cosa dice il presidente Zaia. Il Veneto ha deciso in questa fase di non far più vaccini AstraZeneca sotto i 60 anni. Questa è la decisione assunta dalla Regione dopo l'ennesimo caso AstraZeneca, con EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che se da un lato ha confermato la sicurezza del vaccino, dall'altro ha demandato la decisione agli Stati membri, raccomandando, non obbligando, la somministrazione agli over 60. Abbiamo capito che EMA, come si può dire, quando c'è brutto tempo evita di uscire di casa. Nel senso che vedo che EMA ha detto che gli Stati membri decidano. È questo sistema di decidere. La Regione quindi ha deciso di sciogliere subito il nodo, allineandosi con le singole ULSS che nelle prossime ore comunicheranno la rimodulazione della campagna vaccinale, che assicura Zaia non dovrebbe subire rallentamenti, a patto che i lotti programmati giungano a destinazione. Sopra i 60 anni noi abbiamo una popolazione di quasi 2 milioni di cittadini. Se mettiamo gli over 60 più i fragili, i vulnerabili eccetera, noi comunque prima di arrivare agli under 60 da vaccinare, ne abbiamo quasi 2 milioni prima da fare. Nel frattempo arrivano anche nuovi vaccini, cioè, insomma, se ci diamo delle priorità. E tra le priorità, ribadisce il presidente del Veneto, ci sono gli over 70, mentre un punto fermo è fissato sulle seconde dosi. Il Ministero ha chiarito che i richiami AstraZeneca sono AstraZeneca su AstraZeneca, a prescindere dall'età, perché se uno l'ha già fatto vuol dire che non ha avuto problemi. Il Veneto, puntualizzano dalla Regione, è primo per somministrazioni in Italia, 34.000 dosi inoculate nelle 24 ore, questo di fronte a un contagio che cala, 0,96 l'R-conti, valore da zona gialla, ma che non allenta la presa sulle terapie intensive, sempre sotto stress, con i sanitari non ancora vaccinati, poco meno di 10.000, che stanno rivedendo le loro posizioni dopo l'ultimo decreto sull'obbligo. Connesso il tema della ripartenza con le regioni che premono sul governo Draghi per riaperture sostenibili. Buon senso della gradualità, ma comunque di affrontare questa nuova stagione che non può essere ancora la stagione di chiusura senza se e senza ma. Si avviano a superare quota 130.000 le prenotazioni per i vaccini anti-Covid, problemi al sito che presto saranno superati. Da giovedì scorso, 1 aprile, che è partito il sistema, a questa sera, questa mattina alle 7 erano circa 115.000 le prenotazioni fatte e credo che a sera arriveremo oltre le 130.000 prenotazioni. Il sito internet aperto dalla Regione per la prenotazione dei vaccini anti-Covid in Veneto ha retto l'urto di un servizio utilizzato da decine di migliaia di utenti. I problemi, semmai, sono più legati alla mancanza di dosi, ma quando ad esempio alle 16 di mercoledì la ULSS 6 Euganea ha riaperto le prenotazioni, il sistema è stato in grado di riceverne 14.000, almeno 3 al secondo. Picchi di 6-7 mila prenotazioni all'ora si sono registrati nei giorni precedenti anche in altre aziende sanitarie.
Abbiamo ricevuto ovviamente delle segnalazioni su qualche disfunzione, soprattutto, arrivo al punto, sull'identificazione dell'appartenenza o alla categoria dei disabili o degli estremamente vulnerabili. Purtroppo su alcune categorie come i disabili abbiamo avuto anche una fornitura di un'identificazione un po' lacunosa e quindi con modalità organizzative varie stiamo cercando di affinare queste liste. Prossimamente l'evoluzione del sistema permetterà a chi non si ritrova nella lista di pazienti cui ritiene di appartenere di accedere alla prenotazione tramite un'autodichiarazione. Al momento del vaccino dovrà quindi esibire i documenti che provano il suo stato. In Veneto disabili ed estremamente vulnerabili sono circa 400.000, cui vanno aggiunti, anche se non per tutte le categorie, anche gli accompagnatori. Per i vulnerabili prevederemo la possibilità che uno si dichiari accompagnatore e quando è il momento delle vaccinazioni viene verificato che effettivamente sia l'accompagnatore. Conferenza unificata oggi pomeriggio, Stato, Regioni, ANCI e UNPI. È in corso in questo momento la conferenza stampa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo un passaggio. La lista e si fa vaccinare. Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare, prima di farla al governo, alle regioni. Questa è la prima domanda. Con che coscienza la gente salta la lista, sapendo che lascia esposto al rischio una persona che ha più di 75 anni, un rischio concreto di morte, oppure una persona fragile. Quindi questo è il primo messaggio che vorrei mandarvi. Poi parlerò ancora dei vaccini, vorrei lasciare la parola al professor Locatelli. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Riprendendo il tema della fiducia rispetto a quello che è il vaccino di AstraZeneca, credo che vada ribadito una volta di più che questo è un vaccino che ha un suo ruolo molto ben preciso e può essere di grande utilità esattamente per coprire quella fascia di popolazioni fragili a cui il Presidente del Consiglio faceva riferimento. Ricordiamoci che le scelte che sono state in qualche modo considerate nella giornata di ieri fanno riferimento a eventi trombotici o tromboembolici in sedi inusuali, ma straordinariamente rari, perché globalmente stiamo parlando di 86 casi su una platea di almeno 25 milioni. Eccoci allora, conferenza stampa in diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avete sentito, si parla di vaccinazioni, il tema in realtà è il punto sul recovery e come procedere a passo spedito in modo che ogni regione davvero riesca a fare quadrato con lo Stato per riuscire ad ottenere l'obiettivo, ovvero spendere. Questo è l'appello di Draghi, ma intanto si è parlato anche, avete sentito, di AstraZeneca, come peraltro oggi ha parlato il Presidente Zaia. Adesso andiamo a Lus Dolomiti, dove i carabinieri sono al fianco dell'azienda sanitaria per favorire l'accesso alla campagna vaccinale degli anziani, che anche qui ha avuto dei problemi e dei ritardi. Vediamo. Dei carabinieri si inerpica lungo le strade tortuose dei luoghi più impervi della provincia di Belluno. A bordo c'è la pattuglia chiamata a servire i cittadini, soprattutto gli anziani che vivono isolati e che attualmente mancano all'appello della campagna vaccinale. Questa iniziativa parte ed è dettata dalle caratteristiche tipiche della provincia di Belluno, una grande estensione territoriale e una bassissima densità abitativa. Confrontandoci con la direzione sanitaria si è evinto che era proprio difficile arrivare a un contatto con queste persone e portarli a conoscenza della necessità della vaccinazione. Il comando provinciale di Belluno, primo in Italia, presente con 25 stazioni, ha così offerto il proprio supporto all'azienda sanitaria per la compilazione del modulo di prenotazione online direttamente in caserma o a domicilio. Le nostre caserme saranno aperte per queste persone che hanno necessità di un ausilio, soprattutto informatico in molti casi, e abbiamo anche pensato di predisporre un servizio porta a porta per quelle persone che hanno proprio la materiale difficoltà a recarsi presso i nostri comandi.
grandi. Un'iniziativa lodevole che permetterà all'Ulse Dolomiti, con la collaborazione dei comuni e delle associazioni di volontariato, di raggiungere la totalità degli over 80 e delle persone vulnerabili. Vorremmo raggiungere veramente tutti nel più breve tempo possibile. Speriamo di avere quelle dosi di vaccino che ci consentano di aprire velocemente e di concludere questa fascia di età, che è sicuramente quella più fragile, sulla quale abbiamo lavorato già da tante settimane. L'iniziativa ha ricevuto il plauso del presidente Zaia. Mi auguro, ha detto, che questa esperienza sia esportata anche altrove e sia coronata dal successo che merita. A Vicenza l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria lancia l'allarme dei focolai all'interno delle carceri e delle vaccinazioni che sono a rilento. Carceri, tra allerta focolai Covid e lentezza nelle vaccinazioni. A denunciare la difficile situazione ancora una volta l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, che stigmatizza come la cosa non sia più tollerabile. Gran parte degli istituti sono presenti focolai e in parte sono state iniziate le vaccinazioni, dove si chiede il sollecito da parte delle autorità affinché vengano definiti al più presto per evitare i contagi. Focolai come nella casa di reclusione di Padova, dove denuncia il sindacato risultano esserci un centinaio di casi positivi tra detenuti e personale carcerario, situazione che potrebbe portare, come prevede il regolamento, al temporaneo blocco di nuovi accessi nella struttura, con detenuti che verrebbero inviati in altre carceri, tra cui Vicenza. Nell'istituto vicentino non ci sono contagi e quindi però di riflesso abbiamo gli arrestati che vengono dagli altri istituti dove sono stati chiusi per i focolai Covid. Un carcere, quello vicentino, già sovraffollato, con il rischio di ripetersi di aggressioni, l'ultima in ordine di tempo martedì 6 aprile, dove un assistente e un ispettore di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto. Da parte del sindacato arriva una richiesta. Vista la situazione, non sarebbe il caso di modificare il piano nazionale di vaccinazione degli agenti, scegliendone uno monodose per tutti coloro ancora in attesa della prima dose, così da accelerare i tempi di immunizzazione, scongiurando ulteriori rischi che ogni giorno corrono lavorando in ambienti ad alta promiscuità e senza poter mantenere il distanziamento sociale. A Padova, con la protesta dei commercianti davanti al tribunale, oggi in 300 chiuderanno a breve. Sentite. Sarebbero 300, secondo l'Ascom, le attività commerciali che a breve entreranno in tribunale con i libri contabili per decretare il loro fallimento. Una cinquantina di commercianti di tutta la provincia hanno manifestato davanti al Palazzo di Giustizia di Via Tommaseo in rappresentanza di 80 tipologie di negozi, tutte in sofferenza, tutte che tenacemente non vogliono fallire. Le gioiellerie di città sicuramente hanno perso tra un 30 e un 50%. Noi nella zona turistica ad Abano Terme siamo anche oltre il 50% di perdita. I commercianti chiedono regole uguali per tutti per lavorare e accogliere i clienti in sicurezza. Poi però succede che nello stesso settore, come quello degli ambulanti, c'è chi da martedì ha ripreso a lavorare e chi è fermo dal febbraio 2020. I fieristi sono chiusi da marzo dell'anno scorso e non c'è nessuna intenzione di riaprirli. Fieristi, sono quelli che fanno sagre, quelli che fanno assolutamente quelle di paese, feste di paese, queste cose qua. Questi non hanno la possibilità di aprire e non ne hanno neanche la prospettiva di quando aprire. I costi sono rimasti gli stessi, i ricavi sono crollati. In 14 mesi, dicono, si sono dimenticati di noi. Non ci si sposa più perché non abbiamo certezza, non abbiamo i tempi, quali sono? Noi dovremo convivere con questo virus, quindi cosa vuol dire? Dobbiamo trovare un protocollo per farli questi matrimoni, andiamo avanti ancora 2 o 3 anni? La gente ha voglia di sposarsi, glielo posso garantire, perché anche ieri ho avuto il negozio pieno, perché vogliono, però non sanno, ma aprono a giugno, aprono a luglio. Il problema è un altro, se abbiamo trovato un protocollo per le crociere, perché non lo troviamo anche per i matrimoni? In sicurezza? I commercianti in provincia di Padova sono 3.500, ma ben 20.000 sono i loro dipendenti e collaboratori.
Io sfido qualsiasi persona a lavorare e vivere in questa incertezza. Vogliamo certezze adesso, altrimenti per noi veramente le porte di questo palazzo dovremmo passarle. 1400 sono i bar, altrettanti i ristoranti e 200 circa le birrerie, i locali da ballo. Solo nella giornata di Pasqua non hanno lavorato 14.000 persone, che invece in anno normale avrebbero lavorato, nel 2019 avrebbero lavorato. Nuova protesta, andiamo nel veneziano, stiamo parlando della categoria dei multiservizi, lavoratori delle pulizie che hanno protestato oggi. Vediamo se riusciamo a caricare il servizio. Andiamo avanti con la cronaca, va bene? Allora, scontro mortale questa mattina lungo l'autostrada. Il conducente 27enne di un tir ha perso la vita. Schianto fra tir lungo l'autostrada A4 verso le 8:45 tra Fratta e Portogruaro in direzione Venezia, lungo il tratto a 3 corsie nelle vicinanze del ponte sul fiume Tagliamento. Nel violento impatto è morto uno dei conducenti, un cittadino serbo di 27 anni. Il personale del SUEM, intervenuto sul posto anche con l'elisoccorso, ha provato a rianimarlo ma senza esito. Sul posto sono giunti anche il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il camionista. Per la durata delle operazioni è stata istituita l'uscita obbligatoria alla Tisana per chi proveniva da Trieste e chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Venezia. Lunghe code a Portogruaro per i mezzi fermi in colonna. Non avevo le frasette. 5,3 miliardi di mancate vendite all'estero per le imprese del Veneto, il dato dell'ultimo rapporto Nord-Est del Sole 24 Ore che ha analizzato l'impatto del Covid sulle imprese del Nord-Est. Tra le cause il fatto che la ripresa è partita nei primi paesi del Sud-Est, ma anche il caro dei container, il ritardo con cui le materie prime arrivano sul territorio. I settori più penalizzati sono stati il sistema moda, l'occhialeria, il legno mobilio, pesante la perdita anche per l'industria dei macchinari, settore strategico nell'economia regionale. A livello territoriale si sono evidenziate le contrazioni meno marcate delle province di Verona e Treviso, meno 4,2%, meno 7,3%, mentre Padova, Vicenza e Venezia hanno accusato variazioni più sostenute rispetto al dato medio. Nel Padovano a Santa Giustina in Colle, trattative senza sosta da un giorno e mezzo, poi alle 16:30 il blitz delle forze dell'ordine che sono entrate nella casa del 60enne. Trattative senza sosta, da una parte i mediatori delle squadre operative di supporto dei carabinieri affiancati dai medici che lo hanno in cura, dall'altra un uomo di 61 anni che dalla sua casa non vuole muoversi. Una vicenda lunga, lunghissima, che sta provando familiari, istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. Mercoledì mattina il sindaco di Santa Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi, firma una richiesta di trattamento sanitario obbligatorio. Non sarà una passeggiata, lo avvertono, ma è necessario per le condizioni del 61enne. Alla porta di casa si presentano i sanitari accompagnati dagli agenti della polizia locale del Campo San Pierese, ma l'uomo li accoglie con un forcone che per fortuna non colpisce nessuno dei presenti. A quel punto inizia il dialogo. In via Dante, chiusa per un tratto di circa mezzo chilometro dal centro del paese, arrivano i carabinieri, i vigili del fuoco. È l'inizio di una lunghissima trattativa, mai interrotta neppure durante la notte. Un uomo che in paese conoscono. È una persona conosciuta, però è anche una persona molto, è sempre stata molto tranquilla, una persona fragile e a volte se non si trova dentro non si riesce nemmeno ad avere l'idea di quali sono le difficoltà sia da parte dei familiari che da parte dell'amministrazione stessa a seguire il caso. Intanto Santa Giustina in Colle è in parte bloccata, chiusa per mezzo chilometro la provinciale che porta verso la Valsugana all'orario di apertura delle scuole create dagli agenti un'apposita viabilità. Il racconto del comandante provinciale di Padova, il colonnello Luigi Manzini. Siamo intervenuti sfondando da un lato la finestra e dall'altro la porta, in questo modo è stato preso da due direzioni, era distratto e siamo riusciti in questo modo a fermarlo senza che si facesse male a nessuno. Quindi come ha reagito a questo intervento, a questa azione?
È stata così fulminea l'azione per cui è rimasto praticamente immobilizzato, venendo tra virgolette attaccato da due lati, non sapeva dove girarsi, per cui gli operatori hanno avuto gioco facile nel immobilizzarlo senza causare danni. Ha fornito qualche spiegazione? No, assolutamente. Farneticava su un mandato di cattura, quindi nulla di sensato. La situazione è durata a lungo perché il soggetto era colpito da un TSO, quindi un provvedimento per aiutare lui. Dopotutto, quindi l'autorità sanitaria si è sostituita a lui e quindi andava aiutato. Al momento non presentava minaccia né per sé né per altri, quindi non avevamo ritenuto di dover intervenire. Ultimamente invece negli ultimi minuti era diventato sempre più aggressivo, quindi c'era il rischio o che si procurasse delle lesioni o che prendesse l'iniziativa e si scagliasse contro gli operatori, e quindi abbiamo deciso di intervenire per garantire la sua e la nostra sicurezza. Sta bene, adesso i medici lo stanno visitando, però non ha ferite, non ha nulla e adesso procederanno con il normale TSO, quindi con il ricovero in psichiatria. Venezia è stata individuata dai carabinieri, la banda di sciacalli che rubava nei negozi del centro storico. A distanza di un anno, i carabinieri del nucleo operativo e dei natanti, diretti dalla Procura di Venezia, sono riusciti a identificare e denunciare gli autori dei furti, tentati o messi a segno, a danno di attività commerciali veneziane nel periodo del lockdown, tra marzo e aprile 2020. Una vera e propria azione di sciacallaggio. Sono 3 veneziani di Cannareggio di 25, 30 e 32 anni che in quelle settimane, mentre tutti erano a casa e i negozi chiusi, hanno visitato oltre 18 esercizi approfittando delle circostanze. Si aggiravano di notte nell'area di Cannareggio, scassinando porte o finestre ed entrando nei negozi di vario genere, principalmente alimentari e panifici, ma anche in un pub e in una scuola. Hanno rubato soprattutto generi alimentari, ma anche denaro e ciò che gli capitava sotto tiro. In molti casi i negozi hanno registrato migliaia di euro di danni a strutture e serramenti, superiori al valore del denaro o della merce rubata. Durante le indagini gli investigatori hanno visionato oltre 100 ore di video delle telecamere della polizia locale, analizzato 1 migliaio di tabulati e rilevato le tracce lasciate dai ladri. Alle indagini hanno collaborato anche le unità cinofile di Torreglia. Alla fine gli sciacalli, tutti disoccupati e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Nelle loro abitazioni i carabinieri hanno trovato parte del bottino che è stato restituito ai proprietari. Andiamo a Tiene, un dipendente comunale impegnato nell'operazione di pulizia di una cava ha trovato un ingente quantitativo di droga. 12 kg di droga. È questo il bottino trovato da un dipendente del comune di Tiene impegnato in operazioni di pulizia in una vecchia cava, che si è ritrovato davanti 2 zainetti contenenti numerosi involucri dall'aria sospetta. Subito sono stati allertati gli agenti del Consorzio Nord-Est Vicentino, che hanno effettuato le verifiche del caso scoprendo 10 confezioni da 1 chilo di hashish. Dentro c'erano anche 9 panetti del peso di 200 grammi l'uno. La droga era abbandonata da tempo perché gli zainetti erano in un pessimo stato di conservazione. Se fosse finita sul mercato avrebbe fruttato oltre 120.000 euro. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di un carico di cui qualche trafficante si è liberato prima di essere arrestato o espulso dal territorio nazionale. Termometro sotto zero, frutteti, vigneti, serre di ortaggi colpiti dal gelo. Andiamo nel Bassanese per parlare con alcune aziende agricole del territorio. Temperature sotto zero e gelate. Siamo venuti a chiedere a 2 realtà del Bassanese che danni hanno subito. Il meteo ultimamente forse ci sta quasi un po' prendendo in giro. È già da qualche mese che stiamo vivendo situazioni di siccità e le piante facevano fatica a germogliare. Adesso con la gelata di questi ultimi giorni ci ha dato un po' il colpo di grazia, perché appunto le gemme e i germogli si sono rovinati. E ci sono lunghi periodi di siccità ai quali seguono poi anche fenomeni, pensiamo anche l'anno scorso, fenomeni di acquazzoni intensi. In più quest'anno c'è arrivato anche un colpo di coda dell'inverno che ha messo in seria difficoltà i produttori, e le produzioni sono un po' compromesse, soprattutto nel vitivinicolo,
E per quel che riguarda poi la siccità che c'è stata negli ultimi 3 mesi, ecco lì magari mi sento di dire che forse è anche il caso di valutare di dare il più possibile un'accelerata per quel che riguarda il progetto pluvio-irriguo, che quello davvero sarebbe manna dal cielo soprattutto per il settore dell'ortofrutta bassanese. Abbiamo zone in cui la temperatura è andata anche oltre i -3, -4 e di conseguenza ha colpito i germogli delle piante, soprattutto la vespaiola, che è una varietà relativamente precoce, di conseguenza ha completamente bruciato il germoglio. Le famose gelate primaverili sono abbastanza rinnovate. Certo che non dipende da noi ed è difficile sia da prevedere che da intervenire, ecco, per risolvere. Nella nostra zona non è particolarmente soggetta, però quando colpisce fa male. La gelata va a colpire la gemma che darà produzione e quindi ne risentiremo anche l'anno prossimo e nei prossimi anni ancora. Tutto nel mondo dello sport. Cittadelese, padovano e nazionale è morto dopo una lunga malattia Michele Pasinato, 52 anni, giocatore di pallavolo della nazionale di Julio Velasco in Serie A con le maglie di Padova, Roma e Montichiari. Con la divisa azzurra il Paso, come era soprannominato, era stato campione del mondo nel 1988, europeo nel 1993 e nel 1995. Ben 253 le sue presenze in nazionale. Fece parte di quel gruppo di pallavolisti che venne denominato Generazione di fenomeni. Pasinato, noto anche per il suo carattere schivo e taciturno, lavorava come tecnico del settore giovanile della pallavolo Padova. Lascia la moglie e 2 figli. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi l'informazione dal Veneziano. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio avremo un tempo asciutto e stabile e un clima via via più gradevole. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 9 aprile. Sul Veneto sarà una bella giornata con sole prevalente un po' su tutte le province della nostra regione, tuttavia con qualche nube in più e con locali addensamenti, ma in genere senza precipitazioni associate. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra lo 0 e gli 8 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime fino ai 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, nessuna novità, anche qui avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime fino ai 16 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.